Un congresso con quali obiettivi oggi? Allora, mi freggio di aver organizzato il primo congresso del SUNIA di Agrigento, che ha l'obiettivo innanzitutto di incontrarci per discutere dei problemi della casa. Pochissimo si parla dei problemi della casa, non ne parla la politica, non ne parlano le istituzioni a tutti i livelli. La casa è un problema oggi perché si parla di emergenza abitativa, in quanto le problematiche sono legate sia al settore pubblico che al settore privato. Abbiamo una marea di problemi per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, alloggi fatiscenti, la gente ha bisogno di immobili, di case, però non c'è un bando, non c'è una graduatoria, o perlomeno abbiamo graduatorie vecchie e quindi a cui non si può accedere. Quindi direi che tutto è fermo nel settore pubblico, un settore che non riesce a dare risposte concrete alle persone. Pertanto, certo, aiuta il settore privato, aiuta il mercato delle locazioni, grazie alla misura dell'affitto a canone concordato, perché dà la possibilità di godere delle agevolazioni sia in favore dei proprietari ma soprattutto in favore degli inquilini. Il canone è fermo, nel senso che non subisce degli aumenti nell'arco di tutto il periodo. E poi il canone di locazione deve rientrare in alcuni parametri che chiaramente aiutano le fasce più deboli, le persone che hanno problemi economici. Dicevo che anche nel mercato delle locazioni private in realtà la politica si disinteressa. Prima avevamo la misura, a mio modo di vedere, molto importante, che era il sostegno all'affitto. Anche la gente, molte persone venivano da noi perché ricevevano degli aiuti, soprattutto in alcuni anni, concreti, aiuti economici. Il governo Renzi ha eliminato questa misura, sostituendola con il fondo per la morosità incolpevole. Dopodiché i governi che si sono succeduti, voi direte il governo attuale ancora è troppo presto, però devo dire che se le premesse sono queste, parleranno ancora per tanto tempo pochissimo dei problemi della casa.